Dovremmo essere in diretta, però 5, sembrava anche il tendalino. Per forza se no vedi. La telecamera bloccata, porca Nicola. Prima che Se vuoi. Un attimo che si sono messo.
sì, però questa sarà stai vicino però perché se no mi faccio spiegarti. Vai lì, via. Sì. Inizia la partita con Celeste al lancio, una palla ball. Luca posso torno? Seconda palla, altro ball. Altro gol, 3-1 il conto. Sono valida la prima base, il battitore della Rovigo. Prima base occupata. Prima battuta. Prima battutore, prima battutore. Questa volta lo perdono? Ciao. Non hai lasciato altro, no? Strike, primo lancio sul nuovo battitore. Finisce in foul ball sul bar. Palla esterna. Colpisce, viene eliminato il numero 62 in prima base e l'altro corridore va nella seconda base. Un eliminato.
Strike. Girata a vuoto, c'era rubato di terza base. 3 ball, 1 strike. Palla va in foul. Altro gol, conto pieno. Fly ball. Finisce in foul. Merita per il contatto con la palla, sempre conto pieno. Quarto ball, va nella base, il numero 2 del Rovigo. Vai Celeste! Palla molto profonda, sfugge e portano a casa punto e seconda terza base. 1-0 per il Rovigo. Strike, primo lancio sul numero 49. Altro ball, palla interna.
strike, conto pieno. Girata a vuoto, c'è l'eliminazione del 49, secondo eliminato. Ha girato la massa, ovviamente. L'ha girata la massa. Ball. Strike. No, ce l'hai te. Altro strike. Grandissimo, bravo Celeste. Si vede la prima parte alta del primo inning con il Rovigo vantaggio per 1-0. Francesco!
pronto per l'attacco del Monterappa, una palla ball. Colpisce, viene eliminato sulla prima base Francesco da Interbase. Dai Tommy! Tommaso destro nel box di battuta. Dai Tommy! Strike, sembrava esterna. Girata a vuoto, altro strike per Tommaso. Dai Tommy! Ball, palla esterna. Palla esterna, chiamata strike. Samuele Ciscato nella box di battuta. Ball, primo lancio. Ball anche il secondo. Terzo ball. Ciao Cisca! Buon occhio! Quarto ball, e andrà nella prima base Samuele con 4 ball. Vai via! La palla da calcio. Vai via! Elia Pagnan nel box di battuta. Una palla ball, palla bassa.
strike e c'è la scivolata di Samuele che si salva in seconda base. Un ball, uno strike per Elia. Strike, palla bassa. Ball. 2-2 conto. Ball. Conto pieno. C'è strike out per Elia Pagnan, nulla di fatto in questo primo inning per il Monterappa. Tra poco inizierà il secondo inning. Lui lo farà, lo sta facendo bene. Più, allora più con la massa in mano, più. Ovvio. Abbiamo un altro nuovo giocatore qui. Batti forte più. Gioca là. Inizia il secondo inning, sempre con Celeste sul monte di lancio. Primo lancio girato a vuoto del numero 25 del Rovigo. Secondo strike. Viene eliminato con questa palla che rimbalza davanti al nostro catcher Elia, quindi con un'assistenza
2-3 viene eliminato il primo battitore da Rovigo. Tentativo di bunt con il primo strike. Colpisce, anche in questo caso viene eliminato da Celeste, quindi assistenza 1-3. E anche il secondo battitore viene eliminato. Numero 13 in battuta per il Rovigo. Strike, primo lancio. Colpisce, viene eliminato anche lui dalla seconda base, quindi già conclusa la parte alta del secondo inning. Celeste nel box battuta, parte bassa del secondo inning. Ball, prima palla. Strike, secondo lancio. Altro strike, palla interna. Un ball, 2 strike di conto.
Boh, 2-2. Boh, conto pieno. Foul. Altro foul. Prima fase guadagnata da Celeste. Filippo Oliviero nella battuta. Tentativo di pick off ma torna in base. Altro tentativo di pick off. Foul, palla che finisce quasi in strada. Altro foul. Ball. Altro ball, c'è tentativo di rubata che riesce a Celeste, in seconda base. Due ball di strike per Filippo. Girata a vuoto, c'è l'eliminazione di Filippo.
Favaloro Brian, anzi scusate, Palermo come il Favaloro. Prima palla ball. Girata su una palla alta, un ball, uno strike. Altra girata, un ball, due strike. Eliminato Palermo. Dai raga, portatemi a casa celeste, dai che andiamo! Niccolò De Poi nella box di battuta. Ball e c'è la terza base portata a casa da Celeste. Altro ball e c'è il punto portato a casa da Celeste che va a pareggiare il conto con Rovigo 1-1. Due ball per Niccolò. Strike. Ball palla alta, 3-1 il conto. Quarto ball e porta a casa la base. Tiberio, attacchi.
si salva sulla rubata di seconda Nicola poi. Prima palla strike sulla girata. Altro strike. Due strike, nessun ball finora. Altro strike, viene eliminato anche Tiberio, quindi si chiude qua il secondo inning. Punteggio 1-1 tra Monterappa e il Rovino. Un attore poco, No, c'è gente che lo fa meno tutto tanto. dai, ce l'hai te! Inizia il terzo inning. Girata a vuoto del 62, primo strike. Ball, secondo lancio. Colpisce, la palla viene raccolta al volo da Tommaso Destro, interbase. Primo eliminato. Numero 2. Girata a vuoto, primo strike. Altra girata a vuoto, secondo strike. E altra girata a vuoto e secondo eliminato.
Sono 29. Una palla ball, palla alta. Girata vuoto, strike. Altra girata a vuoto, altro strike. Colpisce e riesce a raggiungere la tua base. Numero 49 nella box di battuta. Quanta gente sta guardando? 3. C'è la sfugge la palla a Samuele e riesce a portare a casa. Lancio passo, palla che arriva ball. Altra ball. Strike. Altro strike.
basi piene, 2 out, numero 4 in battuta. Palla e viene eliminato il numero 4, quindi nulla di fatto per questo. Non è entrato il punto. No, perché era forzato. Nulla di fatto per il rugby comunque in questo terzo inning. Vediamo se Montegrappa riuscirà a portare a casa qualche punto nel suo attacco. Palline per favore. Parte bassa del terzo inning. Francesco Penneri. Over. Primo. Bel gioco. Giochi bene, Primo strike. Ball, palla interna. 1-1. Alta. Vai Francesco. Strike. 2-2 il conto. Palla alta,
Primo eliminato. Una palla a ball, palla interna. Palla alta, altro ball. Girata moto, strike. 2 ball, 1 strike. Favore 2-2 il conto. Dai. Ball, conto pieno. Quarto ball. Prima base guadagnata per Tommaso Destro. Vai circa. Samuele Ciscato, box di battuta. Tentativo di pick off, ma torna prontamente sulla base Tommaso. Altro tentativo di pick off, ma Tommaso non ha difficoltà a entrare base. Strike e c'è la rubata di Tommaso, Bravo. seconda base. Tentativo di pick off, ma torna in base anche il secondo. Colpisce una pop che viene raccolta dal pitcher, quindi eliminato anche Samuele.
primo lancio. Altro ball e c'è la rubata di Tommaso Ciao Tommy. in terza. E c'è il punto, bravo Tommy, e si salva anche in terza base Elia, bellissima azione, quindi porta un altro punto per il Montegrappa. Girata a vuoto, secondo strike, 2-2 il conto per Celeste. Colpisce una buonissima palla e c'è altro punto di Elia e la prima base porta a casa da Celeste. 3-1 punteggio. Cambio suggeritore. Dai Filippo. Tentativo di pick off a casa Celeste. Si salva Celeste in seconda base sulla rubata. Dai Filippo, dai. No, strike. C'è altro ball e arriva in terza base Celeste. Altro ball e
Ball, 3 ball, 1 strike. Lancio dopo lancio, forza ragazzi, dai! Vai Tommy, prendi sta squadra in mano, dai! Grande legnata, grandissima palla, vicino fuori campo, e buona seconda per Filippo Oliviero, quindi altro punto entrato per il Montegrappa. 4-1. Battuta Palermo. Ball, primo lancio. Girata a vuoto. Il conto. Altra ball. Strike. 2-2 il conto. Ball. Vai! Terza base portata a casa da Filippo. Ciao Filippo! C'è il punto pieno per Palermo. Ball e porta a casa la prima base Palermo. E c'è il cambio battitore.
c'è il cambio della lanciatore per il Rovigo, quindi per sopraggiunto, no? Numero di lanci. Ricomincia il gioco dopo il cambio del lanciatore per il Rovigo. Niccolò De Poi nella box di battuta, un giocatore in prima e uno in terza per prima palla ball, e c'è la rubata della seconda base. Primo ball per Niccolò. Altra lancio pazzo, c'è altro punto è entrato da Filippo Oliviero. Quarto punto è entrato, 5-1 il parziale, e 2 ball per Niccolò De Poi. Girata a vuoto, palla centrale, 2 ball, 1 strike. Altro ball e si salva anche Palermo per il quinto punto entrato. Quinto punto, quindi si va al cambio, quindi 5 punti guadagnati per il Montegrappa in questo terzo inning.
Dai Cicca! Altro che base regalata per... Gli si è ritorta contro. No, ma non ha finito il turno di battuta. Tutto là no. Ciao Samu! Davide, contatto Davide. Bravo Samu! Che il commentatore mentre lancia. Eh? Due strike. Out, out! Un out! Iniziato il quarto inning, La prossima battuta dov'è? Samuele Dov'è la prossima battuta? Ciscato sul monte di lancio, già uno eliminato per lui. Buongiorno! Bene, i ragazzi sono qua, tornano qua. Foul ball, E appunto anche oggi. primo strike. Abbiamo visto che noi eravamo americani. Noi in attacco. Io è stato venuto andare in difesa. Ball, palla interna, Vai Samu. Perché tutta la fatica per vincere Europa mai giocato altro strike. Palla che cade un po' bassa, 2-2 il conto. Palla esterna, conto pieno. Dai Samu. Colpisce una palla Nico, ma dove vai? profonda e c'è una doppia torre del Rovio per raggiungere la seconda base.
Ball, primo lancio sul numero 13 da Rovigo. Ball, oh, attenzione, attenzione! Allora, dentro di noi. Due uno il conto. Altro ball, 3-1. Strike. Buono! Conto pieno. Palla è valida e c'è un punto e perché scappa via no? Della base però. Quindi un punto entrato per il Rovigo e terza base guadagnata per il battitore. 6-2 il punteggio. Comincia il gioco. Palla che va in foul ball. Primo strike.
finisce una palla bassa e viene eliminato il battitore da Tommaso Destro sulla prima base. 2 eliminati. Ettore Banzai, Ettore Banzai. La palla bassa, gol. Colpisce una palla e sfugge a Celeste, raccolta da Tommaso, ma ormai il battitore era già arrivato in prima base. Numero 29. Palla altissima e non riesce ad arrivare il vero Filippo. Foul ball, primo strike. Entra in base il giocatore del Rovigo. Oh, è eliminato, viene eliminato il corridore della Rovigo. Si chiude qua la parte alta del quarto inning, un punto guadagnato da Rovigo.
Fortissimo lì. Amico che l'ha cantato. Questo quando prende il gioco dopo il cambio del lanciatore per il Rovigo nel box di battuta Nicolò De Poi. Quasi colpito, ball. Strike, girata a vuoto di Nicolò. Ball, palla alta. Due ball, uno strike. Colpisce Nicolò. Guadagna la prima base. No, basta. Il sole in fronte alla telecamera non ci aiuta. Tentativo di pick off ma torna in base Nicolò. Dai Nico.
Nico, è Mancino, ti vede, Nico, è Mancino, non fa Li abbiamo contato, Marco, li abbiamo contato tutti, quelli che hanno fatto, mi hanno rotto i maroni. Nico, è Mancino, ti vede. Si salva 2 volte. C'è la E vai. rubata di Nicolò in seconda base. Oh, adesso è uscito lì. No, senti in realtà. No, ho fatto io. Favore. Uno il conto. Girata a vuoto. Favore. Strike, quindi eliminato Tiberio. Vai Francesco, non toccate Nico. Francesco Venneri. Nico si salva, quindi ha un punto per il Montegrappa. Sette 2 punteggio questo quarto inning. Vai Tommy. Strike. Bella Tommy. Bene. Eliminato Tommaso al volo e il ritorno in seconda base di Filippo Venneri, di Francesco Venneri, scusate. Si chiude anche il quarto inning di un punto guadagnato dal Montegrappa, 7-2 parziale.
e 2. Mica male. 2, 7, 7, sul 2. Mentre gli Yankees sono 1-0. Ah. Fine 7. Sole praticamente dritto in faccia questo finale di partita. Dai Samu, dai Samu! Carlo, tranquillo lì, andiamo! Prima palla strike. Ball, palla bassa. Un ball e uno strike per Samuele in questo inizio di quinto inning. 2-1 adesso. Altra palla bassa, 3-1 il conto. Dai Samu, dai Samu! Strike, Ah, bella Samu! conto pieno. Girata a vuoto e viene eliminato il battitore numero 29 del Rovigo, primo eliminato. Si è bloccata la telecamera purtroppo del campo largo, c'è una valida, andiamo di farla sbloccare. Fugge la palla e c'è la rubata di seconda base. Strike. Ball. Dai Samu, dai Samu! Ciao ragazzi, ciao. Proprio il sole.
la raccoglie Samuele a top eliminando il battitore. 2 out. Foul. Proprio perché non sembrava il sole sarà difficile riuscire a vedere qualcosa. Ciao, grazie. Per fatto di fronte alle telecamere. Uno scontro non lui sai, non si vede niente, io col sole. Un po' di punto adesso. Sono gli outsi adesso.
grandissima presa al volo! Grandissima presa al volo di Giovanni. Sull'attacco del Rubico. Porta anche il mio che c'è dietro su questo, dopo questa. Solo diretto in camera. Punteggio quello 7-4. quello 7-4. No, perché in streaming è da 6-2 da. No, 7-4 è aggiornato. È aggiornato. 7-4. Messo il Michele Samuele perché col sole praticamente di fronte, proprio di fronte, è molto difficile vedere la palla. Fa ball. Secondo strike. Ball non la vede neanche. Non è facile adesso, neanche per Era proprio dritto, dritto in faccia al sole. Cosa mamma ha provato? Cosa mamma ha provato? Altro ball.
Altro ball. 3-2. Punto pieno. Bene. Eliminato Samuele. Proprio non lo voglio sapere di che partire. Olha, muito impassita, tem mais água ali. Bellissima di Elia che raggiunge la seconda base, bellissima girata. E porta a casa un altro punto e via. Più piccola la pallina. Terzo ball. Quarto ball. Dai Filippo.
battuta e si salva, la palla sfugge troppo. Vediamo se riusciamo. Bravo Botte, bravo! Dovevo fare prima, vogliamo rispondere al pubblico, bravo! Dai dopo! Li eliminati, corridore in seconda base, Pietro Ferraro dopo nel box di battuta. Ball, primo lancio. Un buono strike per Pietro. Altro ball. Quanti sono gli eliminati? 2. Colpisce una bella palla Pietro che cade dopo la prima base. E Pietro porta a casa anche la seconda base. Si è bloccata ancora la telecamera. Altro punto portato a casa, e anche Pietro riesce a portare a casa un punto quando la palla sfugge. Altri 2 punti entrati, 10-4 per la Monterappa, sempre bloccata. Qualche cambio per il Rovigo. Fa giocare tutti e sembra che la storia non posso più recuperare.
poi nella prossima battuta, prima palla a strike, Dai Nico. ball all'interno, ball, altra ball, 3-1. Quarto ball e guadagna la prima base Nicolò. Giovanni Mezzalira. Strike. Si salva sul girato a vuoto, strike. Due strike per Giovanni. Ball. Altra girata a vuoto, viene eliminato Giovanni. E proprio 2 punti, quindi si va alla quindi fa l'ultimo attacco il
lato destro al lancio, prima palla strike. Ball, secondo lancio. Altro strike. Una palla altissima che è quella di Samuele, primo eliminato, la passione per la telecamera. Eliminato anche il secondo battitore. Ball. Palla verrà in non riesce per pochissimo e via. Palla foul ball. Ball. Altro ball, punto pieno. Altro ball. Adesso due guadagnata dal battitore. Abbiamo trovato strike.
2-2. Tommy! 2 out. Conto pieno. Lancio passa. Il buono strike. Strike. Bella Tommy! 2-2. Terzo strike. Bravi! Si chiude qua la partita, quindi finisce 10-4 per il Cross Montegrappa. Tutte le partite vinte da girone. Non sappiamo ancora come saranno gli abbinamenti per le prossime partite. Bravi ragazzi! Arrivederci alla prossima partita.